la parola del Signore. In realtà avevo in cuore diversi passi, non lo so, ma credo che il Signore ci guiderà. Amen. Vogliamo leggere Luca capitolo 8 dal verso 22? Luca capitolo 8 dal verso 22. Alleluia. Gesù calma la tempesta, è il titolo del brano. Luca 8, capitolo 8, dal verso 22 fino al verso 25. Amen, se l'avete trovato inizio a leggere. Luca 8, dal verso 22 fino al verso 25. Il Signore sia lodato. Amen. Un giorno egli salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E presero il largo. Mentre navigavano egli si addormentò e si abbatté sul lago un turbine di vento, tanto che la barca si riempiva d'acqua ed essi erano in pericolo. I discepoli avvicinatisi lo svegliarono dicendo: Maestro, Maestro, noi periamo. Ma egli, destatosi, sgridò il vento e i flutti che si calmarono e si fece bonaccia. Poi disse loro: dov'è la vostra fede? Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'uno all'altro: chi è mai costui che comanda anche ai venti e all'acqua e gli ubbidiscono? Alleluia. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, un brano molto conosciuto. Alleluia. Alleluia, ma è sempre di attualità. Sapete perché? Perché la tempesta c'è sempre. Alleluia. Viviamo sempre a volte nella tempesta, abbiamo momenti sereni, di vita serena, ma viviamo anche momenti di inquietudine, di tempesta. Il nostro cuore a volte vive una tempesta. Un giorno Gesù sale su una barca con i suoi discepoli. Dice: passiamo all'altra riva del lago. E preso il largo. Ora, su questo prendere il largo mi viene da riflettere. Perché? Perché a volte come credenti vogliamo rimanere sempre a riva. Perché in riva siamo al sicuro. Sappiamo che i nostri piedi toccano terra. Siamo sicuri lì a riva, il mare è lì dove noi siamo distanti. L'incertezza che offre il mare, l'acqua, il mare lontano, siamo fatti così. A noi piace la sicurezza, di poter vedere, di poter toccare, poter renderci conto che l'ambiente dove siamo è un luogo sicuro. L'uomo ha sempre cercato sicurezza, però Gesù invita i suoi discepoli a prendere il largo, a salire sulla barca con lui e a prendere il largo. E noi come credenti siamo invitati dal Signore a prendere il largo con lui. Perché quando prendiamo il largo, allora la nostra fede viene messa alla prova. Amen? Quando prendiamo il largo ci allontaniamo dalla riva e andiamo avanti, senza forse sapere o vedere davanti a noi l'obiettivo che è lontano. Sappiamo che c'è un obiettivo, no? L'altra riva c'è, è ancora lontana, siamo al largo, dobbiamo remare insieme a Gesù. In fondo la vita cristiana è questo: lasciare ogni sicurezza terrena e fidarsi solamente di Gesù. Amen. Questa è la vita cristiana: fidarsi di Gesù. Se il Signore ti dice prendi il largo, devi prendere il largo e devi partecipare a quella che è l'opera del Signore. Alleluia. Devi partecipare a quello che il Signore ti dice di fare, perché Egli ti ha chiamato al suo servizio. Amen?
Non ha chiamato solo i pastori a servirlo, ha chiamato tutti noi a servirlo. Ogni credente è chiamato a servire il Maestro. Chi in un modo, chi in un altro, chi ha un compito, chi ne ha un altro, ma tutti siamo qui per servire il Signore. Amen. Alleluia. È normale che quando si serve il Signore e si ubbidisce alla sua parola, è normale che qualcuno si scaglia contro. È normale che il vento non è sempre a favore, ma a volte remiamo proprio contro vento. Ma la direzione è quella, il vento è contrario, la direzione è quella, deve andare contro il vento. Cioè dobbiamo andare contro tutto ciò che è terreno, tutto ciò che per il mondo è normalità. Noi dobbiamo andare contrariamente a questo genere di cose, perché servire Cristo è avere un obiettivo. Amen. Amen. Servire Cristo richiede determinazione e completa fiducia in colui che è l'autore della nostra salvezza, vero? Della nostra fede. Alleluia. Mentre comunicavano, Gesù si addormenta. Può addormentarsi il Signore? In questo caso era anche uomo, no? O no? Sì, vero Dio, era anche vero uomo. Se sentiva il bisogno di addormentarsi, si addormentava. Alleluia, poteva capitare. Qualcuno vuole sempre il top, no? Da chi serve il Signore il top. Deve essere infallibile, tutti siamo fallibili, mentre siamo uomini, tutti siamo fallibili. Gesù era uomo, alleluia. E mostra anche la sua debolezza di uomo, ma mentre era uomo era anche vero Dio. Umanamente si è addormentato. E allora i discepoli, vedendo il pericolo, vanno a svegliare il Maestro. Signore, siamo in pericolo. Il Signore subito si sveglia. Non ritarda, non aspetta, subito si sveglia e sgrida il vento. Amen. Sgrida il mare, le acque, tutto si calma, ritorna la quiete. Alleluia. È importante a volte con la nostra preghiera andare lì a dire Signore, non perché il Signore si sia addormentato, ma perché la nostra fede ha bisogno di accostarsi di più al Signore. Non è che il Signore si addormenta, alleluia, siamo noi che ci siamo addormentati e non riusciamo ad andare ai piedi del Signore e a dire Signore aiutami. Alleluia, Dio ci dia grazia di sapere sempre a chi rivolgerci. Amen. In ogni momento, in ogni pericolo, per ogni necessità, tu sai a chi devi rivolgerti. Vero? Alleluia, il Signore è sempre pronto a aiutarci. Ma c'è ancora qualcosa che voglio vedere insieme a voi. Gesù, dopo che interviene e ritorna alla calma, la quiete, si rivolge ai discepoli, ponendo loro una domanda: dov'è la vostra fede? Dov'è la tua fede? Ma essi, impauriti e meravigliati, non hanno risposto a Gesù, ma l'uno all'altro si chiedevano: ma chi è questo? Che comanda anche i venti all'acqua e gli ubbidiscono? Chi è questo? Erano discepoli, ma non sapevano ancora chi era Gesù. Sapete, a volte l'inquietudine del credente, sapete come nasce? Proprio nel non sapere ancora veramente chi è Gesù. Ecco che quando poi si prende una decisione, si va al largo. Ma perché sono andato al largo? Perché mi trovo qui? Io so perché mi trovo qui. Perché così ha voluto il Signore. Amen. Amen. Tu sai perché sei qui. Perché il Signore ci vuole qui. Amen.
sali sulla barca e prendi il largo. Viene un giorno che il Signore ti dirà prendi il largo. Vai, io salirò con te sulla barca. Andiamo. Cioè verrà un giorno nel quale il Signore ti chiamerà ad esercitare la fede. E la fede non si può esercitare dove c'è sicurezza esteriore. Amen? Troppo facile per stare alla riva e dire Signore io ti seguirò, e poi il Signore ti dice vuoi seguirmi? Sali sulla barca. Cosa fai? Non devo lasciare la riva? Sali sulla barca, sali, vieni, con tutte le insicurezze che ci potranno essere. Ma se hai creduto veramente nel Signore, sai che Lui ti proteggerà. Sai che Lui ti proteggerà sempre. Amen. Ci saranno delle cose imprevedibili, sicuramente, come può essere la tempesta. Chi è un navigatore, chi è pescatore, chi usa salire in barca sa che il tempo è imprevedibile. All'improvviso può esserci un vento che inquieta l'acqua e così via. Alleluia. Le cose imprevedibili ci sono nella vita, ma il Signore è con noi. E dobbiamo essere certi della nostra scelta. Amen. Dobbiamo essere certi in chi abbiamo creduto. Leggiamo ancora un altro passo, Luca capitolo 9 dal versetto 51. E poi leggeremo dal versetto 17 al versetto 62. Ma prima leggiamo questo passo, Luca capitolo 9 dal verso 51 fino al 56. Poi mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali, partiti, entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo ad un fuoco che scende dal cielo e li consumi? Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò e disse: voi non sapete di quale spirito siete animati, poiché il Figlio dell'uomo è venuto non per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle. E se ne andarono in un altro villaggio. Fermiamoci qui. Alleluia. Poco prima, durante quella tempesta, i discepoli si domandavano l'uno all'altro: ma chi è questo? Che comanda il vento e l'acqua e gli ubbidisco. Ma chi è costui? Adesso in questo episodio Gesù manda davanti a sé dei messaggeri, manda alcuni discepoli, era in Samaria e doveva andare a Gerusalemme, sapendo quello che doveva affrontare a Gerusalemme, lui risolutamente si mette in cammino verso Gerusalemme. Risolutamente, cioè è deciso nel fare quello che doveva fare. Come credenti siamo decisi anche noi di fare ciò che il Signore ci chiede di fare. Alleluia. Gloria al Signore. Vedete, il Signore ci insegna ad essere risoluti. Samaria era nemica di Gerusalemme. I Siri erano nemici con Israele. Ma Gesù si trova in Samaria, anche lì doveva predicare l'Evangelo. Però doveva adesso tornare a Gerusalemme e manda davanti a sé dei messaggeri per preparare un luogo dove poter dimorare. Ma sapendo che chi doveva arrivare era Gesù, dice no, non vogliamo quest'uomo, il re dei Giudei, noi siamo samaritani. Rifiutano Gesù. I discepoli: Signore, vuoi che chiediamo al fuoco e scenda dal cielo e consumi? No, non è per questo che il Signore è venuto. Non è venuto per distruggere quelli, ma per salvarli. Amen. Alleluia, gloria al Signore. E andare in un altro villaggio.
Se lei non mi accetta, vado altrove. Ma il Signore vuole salvare tutti. Amen. Alleluia. Ancora oggi il Signore vuole salvare tutti. Amen. Alleluia. Proprio coloro i quali non sapevano chi era Gesù, adesso hanno quell'ardire di dire: Signore, vuoi che chiediamo al cielo che scenda il fuoco e consumi questo villaggio? Vedete la fede a volte come incostante. Avevano quella fede da poter dire: scendi il fuoco, consuma questo villaggio. Mentre in quell'occasione non avevano fede, che sarebbero arrivati all'altra riva sani e salvi. Gloria al Signore. Poi vogliamo vedere anche i versetti 57 fino al 62, che ci rivela ancora qualche altro insegnamento, come seguire Gesù. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. Ed egli rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu vada ad annunciare il regno di Dio. Un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Come seguire Gesù? Con determinazione, risolutezza, non incostanza, non dubbi, non perplessità, ma una scelta sicura, chiara, limpida. Questo richiede il Signore. Qualcuno che ha ascoltato Gesù liberamente gli dice: io ti seguirò dovunque vai. E il Signore non è che gli dice subito: vieni, seguimi, ma gli dice: guarda, le volpi hanno delle tane, gli uccelli anche hanno dove posare il capo, ma il figlio dell'uomo, cioè lui, io non ho dove posare il capo. E poteva aggiungere anche e dire: cerco un alloggio e nessuno mi ospita. Amen. Se tu vuoi seguirmi, avrai la mia stessa sorte. Bisogna essere determinati. A un altro gli dice lui stesso, Gesù chiama qualcuno, gli dice: seguimi. Una chiamata semplice, chiara: seguimi. Permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Io voglio seguirti, ma prima devo fare qualcos'altro. Mio padre è morto. Che fa? Lo lascio così? Gli do sepoltura? Lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Ma tu vai a annunziare il regno di Dio. Cioè la chiamata, il compito che Dio ti dà ha la priorità su tutti. Amen. Mi è capitato a volte di qualcuno che dice: io voglio collaborarti, voglio aiutarti. Amen, gloria a Dio, c'è tanto bisogno di collaborazione. Poi dai un compito, no? Mi chiama. Non posso perché guarda, mia moglie vuole andare. Non posso, è stato meglio. Fratello, a me cadono le braccia. Ma se vuoi servire il Signore, devi dare la priorità al Signore. Amen. Alleluia. E non è una volta, poi lo provo a fare qualcos'altro. Vabbè, occupare di questo. La prima volta sì, la seconda volta. Fratello, guarda, non posso. Ancora. Ma siamo a part-time noi. Siamo a convenienza. Sentiamo il Signore quando siamo disposti noi. O è Lui che ci chiama a servire? Amen. È Lui. Amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria al suo nome, Gesù. Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto al regno di Dio.
Ti si dà l'opportunità. Metti mano. Metti mano. Dammi una mano. Metti mano. È meglio prima, è stancante però. È bello stare dietro il pulpito. Sembra facile. Non è facile. Amen? Chiunque mette la mano all'aratro, te guardi dietro, non gli andare. Da dire non l'ho più chiamato sto fratello. A dirgli per questo, per quest'anno, lasciando nelle mani del Signore. La mia preghiera è che maturi e che cresca nelle vie del Signore. Che comprenda cosa vuol dire prendere il largo con Gesù. Cosa vuol dire andare avanti ad annunciare che il Signore sta arrivando. Magari quelli non lo accetteranno, ma tu risolutamente hai ubbidito. È vero? Cosa vuol dire? Vieni, seguimi. Però Signore, prima viene la sua gloria. Amen. Prima di tutto viene Lui. Amen. E a volte sei chiamato a trascurare la propria famiglia, il proprio lavoro, a lavorare, a servire il Signore, a fare chilometri, gloria a Dio, devi servire il Signore. Amen. E intanto passano gli anni, il Signore ti benedice, ti consolida, ti dà forza di andare avanti. E conosci la fedeltà di Dio. E cosa vuol dire? Prendiamo il largo, passiamo all'altra riva. Amen? Alleluia. Ora, non dobbiamo avere dubbi. Risolutamente il Signore si è messo in cammino per andare a Gerusalemme. Amen? Lui sapeva quello che doveva fare. È venuto per uno scopo. Noi siamo qui per uno scopo. Servire il Signore, fare la sua volontà. E dobbiamo essere risoluti e decisi, non titubanti, perché il Signore non ha cosa farsi della tua insicurezza, della tua indecisione. Il Signore vuole utilizzarti così come sei, con la tua debolezza e con le tue incapacità, ma devi essere risoluto, deciso. Prendi il largo, lascia la riva. Ma c'è un vento contrario, gloria a Dio, c'è Gesù nella barca. Amen. Vedrai che il tempo si calmerà. Amen. Alleluia. Vai ad annunciare che sto arrivando. Appena dico che sono un cristiano, qua mi ammazzano. Non importa, non accetteranno il Signore. Forse ti ammazzeranno, ma chi avrà perduto la sua vita la ritroverà. Amen. Amen. Gloria al Signore. Signore, voglio seguirti. Guarda che le volpi hanno le tane, ma chi serve il Signore? Guarda che non è tutto oro quello che luccica. Servire il Signore al suo prezzo, alle sue difficoltà. Siete proprio? Alleluia, se abbiamo messo la mano all'aratro, andiamo avanti. Amen. Forse ti fermerai un poco, ma non staccare mai le mani dall'aratro. Forse ti fermerai un po', ma sappi che dovrai ricominciare. Non staccare mai le mani dall'aratro. Vai avanti e servi il Signore. E il Signore ti benedirà. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle. Vogliamo ringraziare il Signore. Alleluia. Gloria. Alleluia.